Santa Margherita martire, dunque testimone, ci richiama alla testimonianza quotidiana di ciascuno di noi. La morte di una giovane martire dei primi secoli del cristianesimo è al centro della festa patronale della città di Santa Margherita Ligure. Celebrata con fede ogni anno nel cuore dell'estate affollata, la memoria liturgica del martirio di Margherita di Antiochia può essere occasione di grande gioia. Lo ha spiegato nella messa solenne il vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi. Il martirio sembra una cosa triste, ma in realtà è una cosa gioiosa, perché io penso, anzi anche dalla mia esperienza, che vivere e morire per il regno di Dio sia una delle più grandi gioie che uno possa sperimentare. Sentire che Dio opera attraverso di noi, essere suoi collaboratori per costruire così la festa del suo regno, dell'amore, sia una sensazione stupenda. Ecco. La gioia è anche quella dei sammargheritesi, che hanno potuto prendere parte alla festa in una città che sta vivendo un'estate di piena vita dopo la distruzione della mareggiata di ottobre. È una grande gioia per tutti i sammargheritesi vedere una città che è riuscita a rimarginare le ferite dell'ottobre scorso e quindi festeggia questo 20 luglio con condizioni meteoclimatiche favorevoli, in una splendida giornata estiva e con la voglia e il desiderio di godere la bellezza del nostro territorio e del nostro contesto. La comunità parrocchiale ha celebrato la festa nella memoria grata dei segni lasciati dalla visita pastorale d'ambito vissuta con grande intensità in primavera. Sembra di continuare un po' quel senso di famiglia, di comunità a cui siamo chiamati a dividere e a condividere. Sì, la visita pastorale d'ambito ha lasciato questo segno appunto di una comunione che può crescere, certamente nel rapporto tra noi sacerdoti, nel rapporto tra le parrocchie, ma nella nostra realtà questo è anche abbastanza possibile. Ecco. Certamente la visita del Vescovo la sentiamo ancora, ha dato uno slancio bello in questo senso. La festa è culminata con la solenne processione per le vie della città con l'arca portata a spalle e la sosta tradizionale sul lungomare per la riflessione condotta da Monsignor Anselmi, che rivolgendosi in particolare alla società civile ha invitato a mettersi in ascolto delle fatiche e delle speranze della città ed in particolare dei suoi giovani.